salve a tutti e come si suol dire, buone feste caro Massimo. Buone feste caro Marco. Ma è da qualche piccolo particolare, no? Che No. si capisce, ma proprio buttato lì. E io ho l'albero, tu c'hai il presepe, quindi più Natale di così se muore, va. E da qui si vede pure la differenza, capisci, di stile, di filosofia, tutte quelle cose lì, l'albero, il presepe, eccetera, eccetera. Va bene, ciao a tutti, veramente buone feste a tutti quanti. Questo è il nostro piccolo modo minimalista di augurare a tutti quanti buone feste, buon anno, forse glielo diciamo la prossima volta, perché ce n'è un'altra. Tanta serenità. Ok, migliore. Allora, quale modo migliore per darvi appunto queste buone feste con l'ospite di oggi, che per la verità non è che è così natalizio come ospite, però ci piace il contrasto. Dai, presentacelo un po', Massimo. Neanche diciamo la serie di cui è autore della colonna sonora è molto natalizia, però va bene, diciamo che noi siamo un po' sui generis, dai. Parliamo di Tommaso Zanello, in arte Piotta, romano di nascita, classe 73, rapper e produttore discografico da più di 20 anni, e nel panorama cinemusicale, diciamo panorama cinematografico, ha collaborato con i Manetti Bros, per cui ha fatto alcune parti, e in Torino Boys con le musiche di Neffa ha fatto anche qualche partecipazione straordinaria con anche alcune sue canzoni. Però nel 2000, tra l'altro, con la regia di Antonello Fassa, il famoso comico attore, lui è stato il protagonista, proprio l'attore principale del Segreto del Giaguaro, con le musiche del film curate da Lele Marchitelli, che abbiamo già ampiamente intervistato in passato, con Fassari stesso come attore Lando Buzzanca. Però dopo la bellezza di 3 stagioni di Suburra, questa serie evento incredibile, serie crime, dopo aver curato alcune canzoni, per la 3ª stagione attualmente in onda è stato promosso, è diventato autore effettivo di tutta la colonna sonora. Quindi anche Renato Marengo, che è stato che è il nostro ospite di questa puntata, di questa intervista, ce ne parlerà ampiamente. Tra l'altro lui ha curato anche un'intervista per Cinecorriere che io ho anche riportato su colonnesonore.net. Quindi abbiamo l'onore e il piacere di vedere di avere Tommaso Zanello in un'altra veste da quella che tutti ma l'interessante forse è proprio questo, cioè vedere come un artista che proviene appunto dal rap, dall'hip hop, si approcci proprio al concetto di lavoro della colonna sonora, e ne sentiremo di cose interessanti, perché è una prospettiva un po' diversa. Quindi andiamoci a sentire Piotta, o anche Tommaso Zanello. Ed eccoci qui, come abbiamo detto in precedenza nell'introduzione, oltre a Massimo Privitera, che saluto, e Renato Marengo, che saluto altrettanto, abbiamo Tommaso Zanello in arte Piotta. Ciao Tommaso. Ciao, come state? Bene, Tutto bene. A posto. Reclusi. Ciao Tommaso, partiamo subito dall'intervista che ti avevo fatto su Cinecorriere, che poi il direttore di colonne sonore Massimo Privitera mi ha chiesto di fare anche per i giornali, quindi ormai sono un tommasologo, un piottologo a tutti. La domanda immediata è questa: tu ovviamente in molti ambienti, negli ambienti musicali, sei Piotta, sei conosciuto come tale. Pochi sapevano, oppure non avevano fatto caso, che tu avevi già composto numerose colonne sonore. Adesso tutto a un tratto arriva una serie importantissima, Suburra, un'intera serie che reca musiche di Piotta, Tommaso Zanello. Ma che succede adesso? Il maestro Tommaso Zanello con la bacchetta si mette a fare colonne sonore, o è sempre Piotta che dice, che governa e che muove? Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da questo Piotta compositore? No, io non bacchetto nessuno, anzi al limite bacchetto me stesso, nella speranza sempre di studiare e crescere ed evolvermi. E stavolta la vita mi ha messo davanti a una bella sfida, che è quella di un'intera colonna sonora di una serie TV, che è diverso da un solo film, ma per certi versi lo è anche un po' di più, perché sono
quasi 6 film in uno, e da qui insomma appunto non posso spoilerare quello che succede, però posso spoilerare il fatto che è una colonna sonora piuttosto articolata, che mi ha visto sia nel ruolo appunto di autore, compositore, coproduttore con Francesco Santalucia, ma anche di editore e produttore, perché poi ha delle sync oltre alle parti appunto originali composte per l'occasione, che poi sono quelle che sono nel disco. Senti, che tipo di approccio hai avuto tu che provieni dalla discografia nell'ambito della realizzazione di questa colonna sonora per appunto per la serie televisiva? Sì, cioè io vengo dalla discografia, però poi alla fine proprio quest'anno, visto il lockdown, ci ho riflettuto e alla fine io ho capito che vengo dalla discografia, ma fino a un certo punto. Cioè io ci vengo perché ci devo venire, ma in realtà io verrei dai live direttamente. Cioè ho capito che più che mai mi manca proprio come dimensione psichica e fisica del mio stare bene, quello che è l'elemento della musica più bello, quasi tribale, direi, socializzante, aggregante, dello stare assieme. E per farlo servono dei dischi, come in questo caso appunto esiste anche un vinile insomma della colonna sonora, ma la cosa più bella è stata, avendo in anteprima le immagini che venivano dalla sala montaggio, poi se vorrete vi racconto anche un po' di come funzionava l'iter di funzione di scrittura, avere in anteprima queste immagini e poter non solo sognare di musicarle, ma farlo davvero nella consapevolezza che poi sarebbero state, come sono state e saranno viste in 190 paesi, che in un contesto non solo così grande ma internazionale, perché Netflix e Suburra sono presenti in 100, cioè, e anche Suburra sono presenti in 190 paesi. Poi per la seconda stagione mi è stata chiesta, appunto essendo anche io produttore editore, una consulenza musicale in ambito rap. Io ho sincronizzato 5 brani, diciamo, della mia etichetta, di vari artisti anche importanti, in ordine alfabetico: Amir, Broke Speakers, Colle del Fomento, Coez, Lucci, Peter Coez, insomma un ampio spettro della scena hip hop romana, in particolare dei primi anni 2000. Per la terza e ultima stagione mi hanno detto dovremmo sincronizzare alcuni brani. Ho fatto: signori, ma fighissimo, ma vi do un'idea in più, visto il budget che ogni anno spendete, ma perché con quello stesso budget non si fa una colonna sonora originale? Sai, figo, però poi è un po' un problema. Ho detto: guarda, secondo me è molto meno problematico, cioè non c'è il rischio di sample, campionamenti, adattamenti, tagli e cuci fatti così al volo in sala montaggio, cioè proprio si va a musicare direttamente sulle immagini, cioè molto meno rischioso e molto più forte emotivamente. E poi è un disco nuovo che non esiste, originale, cioè e quindi siamo partiti con un esperimento che è stata la prima puntata, quella dove c'è Cuore Nero, vecchio cuore nero come l'asfalto samurai. È piaciuta molto e da lì siamo andati avanti con l'accordo, con le successive, con insomma la presenza nei titoli e quant'altro, ma soprattutto con l'idea che più mi soddisfa di questa colonna sonora, che è quella di proporre non una sigla, visto che l'avevo già fatta, ma una sigla per ogni personaggio, cioè un po' come se fosse un musical. Il personaggio quando entra ha un tema sonoro che poco prima lo precede o comunque lo insegue o comunque fa da commento, a volte più velocemente, a volte più lentamente, a quello che accade, che lui dice o all'azione che compie. Secondo me, cioè, questa è la cosa, quantomeno in questo caso mi sembra la cosa più giusta per un'opera cinematografica appunto come Suburra, che è molto corale, quindi ogni personaggio ha il suo, diciamo, inno, il suo tema sonoro, il suo testo che ne racconta anche un po' la genesi e soprattutto cerca di cogliere il lato più oscuro, sì, ma anche umano di tutti loro, in modo che in qualche modo anche lo spettatore, al di là del crimine, possa cercare di capire quel lato umano che l'ha portato a compiere queste gesta, per quanto chiaramente ingiustificabili. Senti, ti volevo fare da musicista un paio di domande più nel dettaglio dal punto di vista della realizzazione di questa colonna sonora. E leggevo sull'intervista che ti ha fatto Renato per Colonne Sonore che ti sei dovuto cominciare a approcciare con il regista, con il montatore e via discorrendo, no? Che sono figure di riferimento forti nell'ambito di una colonna sonora. E credo, se tu non sbaglio, forse hai lavorato con Patrizio Marone
Esatto. Tutto questo è andato liscio come rapporto o hai dovuto inventare in qualche modo una forma di relazione? Guarda, è andato liscio, ma nessuno chiaramente poteva avere certezza di questo, però vi dico anche perché secondo me è andato liscio, perché il motivo non è uno solo. Uno perché io amando molto il cinema e amando anche molto i videoclip, che magari sono un cugino minore, ma insomma comunque diciamo che sono quel trade union tra musica e cinema, quello più immediato, quello insomma che magari uno anche già da in giovane età ha cominciato ad approcciare facendo musica. Io tutti i videoclip che ho fatto, quasi tutti e soprattutto i primi, li ho vissuti dal giorno 1, cioè dell'idea che spesso ho avuto io, ho avuto in compagnia magari ne so, dei Manetti Bros, per dire un nome, fino poi all'ultimo giorno, quello dell'export, quindi in sala montaggio, con tutti i montatori. E il primo mio videoclip solista è stato sì firmato da Manetti Bros, ma montato da Patrizio. Quindi comunque Vedi, c'era quindi, in qualche modo, e io ricordo, e quando poi io mi sono rivisto con Patrizio, ho detto, Patrizio, non hai capito, io da quel giorno 1, da quel primo montaggio che sogno un montatore come te, cioè ho lavorato con tanti montatori bravi, ma quello che fa lui con la musica io non l'ho visto fare a nessuno. Cioè, l'ho visto bravissimo, le mani al bravissimo. tempo sulla tastiera del computer e beccare sempre le chiusure, diciamo, della quartina, magari con rullante, la riapertura della scena dalla cassa, dove invece molti magari montano sia a tempo, ma magari non stai sulla prima cassa, stai sulla terza cassa. A me piace magari metti sulla prima quando comincia armonicamente, insomma, di nuovo insomma, il tiro che si ripete a mo' di loop. E lui questa cosa riusciva proprio a coglierla proprio come sensibilità. Nel frattempo io ho maturato anche altre esperienze in ambito cinema, per esempio, non che sia stato perfetto, ma insomma, nel mio piccolo ho fatto anche un film che è Il segreto del giaguaro, che ha più di un effetto, ma anche in quella semina così, proprio così da ventenne, quindi piena di idee, a volte anche che non hanno ancora raggiunto la maturità per essere, diciamo, portate a compimento, ma insomma uno ecco, ci prova, sono un po' diciamo rudimentali, un po' selvagge, però ho avuto modo di conoscere tutta la macchina cinema, perché anche in quell'occasione con grande impegno io frequentai la produzione di Lucisano dal primo all'ultimo giorno, quindi seguendo tutti i casting, le telefonate con gli agenti, cioè ogni cosa per cercare di imparare con le orecchie, come si dice, imparare con gli occhi da tutto e da tutti. E quindi ho cercato di capire come nella musica i vari ruoli e avere sempre rispetto di tutti questi ruoli, perché anche io quando faccio le mie cose, un conto è Tommaso Piotta autore per qualcun altro, un conto è Tommaso Piotta autore per se stesso, un conto è Tommaso Piotta produttore che ha a che fare con un altro artista, quindi il modo di porsi secondo me deve variare in base chiaramente a quello che sono il proprio spettro di competenze. E credo che avendolo capito bene, un po' per sensibilità, un po' per educazione, molto per vissuto, nel rispetto di tutti i ruoli, quindi la produzione esecutiva, il regista, il montatore, chiaramente anche le esigenze insomma di me e Francesco che facevamo le musiche, siamo sempre riusciti nel risultato che ci eravamo proposti nel minor tempo possibile, ma non per fare una gara contro il tempo, ma perché alla fine 6 puntate sono un po' come, non proprio, ma insomma quasi come 6 film. Ci arrivavano delle scene dalla sala di premontaggio, quindi fatte da Patrizia e dal suo staff. Io guardavo le scene, poi in base diciamo, al personaggio chiave di quella puntata, io a mo' di Digos avevo uno schedario con tutte le frasi più importanti, iconiche di quel personaggio, le prendevo e cominciavo a scrivere, a buttare giù un'idea musicale su una base preprodotta al volo, oppure su un type beat. Mandavo tutto a Francesco Santa Lucia a casa sua, perché tutto quanto tramite col fatto che c'era il lockdown. Francesco ne compieva insomma un'evoluzione musicale notevole, me la rimandava. Io avevo acquittato nel mio studiolo a casa microfono, compressore, scheda audio e computer, modello università, e gli rimandavo il provino in una fase piuttosto diciamo avanzata. A quel punto lo si strutturava, si faceva un rough mix e lo si mandava a Catleia sala montaggio per approvazione 1. Seguiva approvazione 2 di Catleia diciamo produzione e poi approvazione 3 Netflix Olanda, approvazione 4 Netflix Los Angeles. Tornava a Roma
A quel punto si poteva andare in studio, finito il lockdown, a fare tutte le voci e gli strumenti definitivi, mix stereo, mix 5.1 e rimandarlo posso dire una cosa, ne avrà fatte poche di colonna sonore, ma è una macchina da guerra, cioè, infatti voglio dire che no, ma poi voglio chiedere a Piotta se tutto questo panegirico allucinante, soprattutto di giro a qua, rimanda là, tutto il passaggio da te a Cattleya, poi in sala di montaggio, poi Netflix Olanda, Netflix Los Angeles, tutto questo in quanto tempo su per giù c'era un riscontro effettivo dall'invio al ritorno e all'accettazione finale? La macchina funzionava quindicinalmente, cioè nel senso si è cominciato con la prima che era ancora poco prima pre-lockdown. E infatti quella per esempio è nata proprio con me e Francesca al pianoforte, io che cantavo questo proto ritornello e da lì a mano abbiamo fatto nascere il brano. E in circa una settimana noi finivamo il provino, veniva mandato per questo iter di approvazione, ci metteva più o meno un'altra settimana, 10 giorni, mentre tornava indietro noi eravamo al lavoro sulla seconda puntata. E l'ordine delle puntate è stato 1, 2, 3 e poi invece le successive è stato un ordine un po' più scomposto perché il lockdown ha bloccato anche le loro riprese, per cui c'erano delle puntate finite, altre coperti dalla sceneggiatura ma ancora da girare e anche da montare, per cui andavamo avanti con le parti quelle diciamo sicure. Ok. Volevo dire una cosa, no, a proposito innanzitutto dei fortunati telespettatori che assisteranno a questo speciale, perché Marco Testoni è un music supervisor, quindi mangia lo stesso pane, diciamo, fra il musicista e il montatore. Abbiamo parlato di Patrizio Maroni, col quale con Solim abbiamo fatto proprio i primi video anche noi, e quindi ha un carattere molto particolare, ma sei d'accordo, no, Marco? Guarda, io con Patrizio mi ci sono sempre trovato bene, di più, e lo definisco un amante della musica, cioè se la musica la metti in mano a lui stai tranquillo e sereno proprio. Esatto, lui così come sta raccontando, ecco, Piotta rappresenta, identifica e mette in atto l'immagine del suono, proprio quello che, come si dice, dal produttore al consumatore, non solo, ma della serie se la canta, se la fa, sì, in questo caso è proprio così. Quindi mi ha fatto molto piacere che adesso lui è entrato in questo mondo e penso che difficilmente ti manderanno via, perché ormai il cinema va verso la tua direzione, no? Soprattutto il cinema giovanile, le serie, eccetera. Poi vabbè, Tommaso ha una carriera più che ventennale, non è proprio, diciamo che ci differenziamo di età di un anno io e lui. Che lui è del 73, del 72, però tra l'altro lui ha di papà milanese, di mamma romano, viceversa, giusto? Di mamma milanese, padre romano e nonni erano veneti 3 su 4 e uno pugliese. Quindi hai un mix di settentrionalità e meridionalità, e questa cosa si denota anche musicalmente. Però è vero che c'è sempre modo di sapersi approcciare alla musica, anche alla serialità televisiva in maniera moderna. Il rap di Tommaso, di Piotta, torno a ribadire, come ho detto in precedenza, è un rap diverso ed è anche una musica diversa. Lui tende molto all'uso della melodia, lasciamo stare l'orecchiabilità, ma ci vuole la melodia e saperla anche strutturare, comporre, non è una roba buttata lì tanto per. E ho notato che su Suburra il suo modo di scrivere e di realizzare l'accompagnamento tematico, come lui lo dice, sigla, la sigla per ogni personaggio, per ogni umanità della serie, è ben altra cosa che semplicemente mettere un rapper lì o colui che crede di fare rap attualmente e metterlo lì su un film o su una serie. È ben altra cosa. Quindi sempre attenzione a chi si chiede di fare musica e di come scriverla. Ti ringrazio tantissimo, perché l'idea era proprio quella di avere sì una canzone con un testo, ma che, tra virgolette, liberata dal testo, potesse comunque essere autosufficiente a raccontare emotivamente quelle stesse cose che le parole vanno poi, diciamo, a confermare, a ribadire. E infatti alcune parti poi sono state usate da Patrizio strumentalmente, avendo gli stem e tutte le parti, o addirittura risuonate per l'occasione nei teaser, cioè quella parte diciamo introduttiva, e comunque riescono già a far cogliere, secondo me, quello che è il percorso emotivo del personaggio. Sono tutti personaggi scuri, chi più chi meno, però ecco, per esempio la malinconia
di Spadino, con questa sua È ora di andare, che appunto è molto melodica, ma è un melodico logicamente che volutamente è quasi un discorso interiore notturno del protagonista con se stesso, crepuscolare. Quindi secondo me, ecco, anche l'arrangiamento è stato pensato molto più minimale rispetto magari a Scivola Via, che è l'ultima traccia, che è molto più cinematografica con tutti gli archi, perché logicamente ha questa epicità della scena finale. Ho cercato di mettere insieme tutti gli ingredienti del mio percorso musicale, cioè il rap degli esordi, quello più hardcore classico di Cuore Nero, quello più moderno di Suburra, che però di colpo è squarciato magari da questo folk romano, chitarra e voce diversa, non t'ho vista mai. Quindi in maniera comunque variegata, sì, ma chiaramente con un senso ben compiuto. Senti, io ti volevo chiedere, finalmente da romano a romano, ma non solo da romano a romano, cioè leggo che tu sei di Montesacro, siccome io sono del Tufello, almeno leggo che tu sei da lì, tu esattamente da dove provieni? Allora, la storia è questa. I miei genitori, io nasco a via Mancinelli, che è Villa Chigi, Africano, piazza Vescovio, sarebbe giusto. Poi i miei, quando io ho un anno, vanno, come tanti genitori giovani allora, a vivere a Concadoro, Nuovo Salario, che è una terra di mezzo. Cioè, non è né Montesacro, non è né, perché ha una storia, non ha quel popolare bello del Tufello, cioè non è tutto e niente. E però in realtà, siccome tutte e due lavoravano, all'Italia e la vecchia SIP, la mattina alle 7, maledetto Ponte delle Valli, un'ora di traffico, mi lasciano da mia nonna a Piazza Regina Margherita, per cui in realtà io mi ritengo più figlio del Nomentano e del Salario, Villa Torlonia, Villa Paganini, Villata, Settembrino e Giulio Cesare. Diciamo che il percorso è questo qui. Diciamo i romani mi capiscono, Roma Nord, sta parlando di Roma Nord. Senti, no, ma la domanda che invece ti volevo fare a proposito di questo, a proposito della romanità, perché è sempre difficile, no? Parlare di Roma senza scadere nella didascalia, nella cartolina o di un modo o in un altro, no? Come riesci te a coniugare questo tuo aspetto, diciamo, che guarda al di fuori di Roma, al di fuori della corda anulare, e quello che c'è al di dentro della corda anulare? Parlo da musicista. Cioè, per esempio, quello che sto facendo ora, sicuramente fatto meglio e con molta più maturità e consapevolezza, però è quello che in fondo io ho fatto già dalla mia prima canzone fatta in studio. Cioè, approfittando, tra virgolette, del primo lockdown, visto che eravamo obbligati a stare a casa, io facevo delle dirette Instagram, ribattezzate ironicamente Casa Zanello, un po' tipo Casa Vianello, però la casa era mia. E quindi ho rispolverato anche su richiesta di fan della prima ora, dei vecchi hard disk, dei vecchi DAT, e ho ritrovato cose che non ti dico che avevo dimenticato, ma che davvero da tempo anche io non ascoltavo, che poi ho messo in un vinile che si chiama L'Ottavo Re, ma non perché io mi senta tale, ma perché allora giocavo molto, diciamo, con queste parole. E per esempio la prima canzone si chiama Il Duello e contiene degli scratch, sai, non si poteva scratchare allora il proprio nome, perché per scratchare il proprio nome serviva un vinile già stampato, ma chi te lo stampava? Nessuno. Allora io che cosa feci? Andai a Porta Portese e comprai Barcarolo Romano di Gabriella Ferri, cioè sul fiume che fiotta. A quel punto si era figo proprio. È una parola che alcune parti della canzone erano proprio minimali, solo per dare quel sapore di quello che noi chiamavamo funk romano. Cioè funk perché comunque facciamo rap, la matrice era afroamericana, però romano perché c'era questa cosa della citazione, dello stornello, del linguaggio romano, che quando noi lo usavamo nelle canzoni, diciamo, ma dove andate? Voi dite bella, zi, spacca, ma come parlate? Non si parla così nelle canzoni. Noi diciamo, ma perché non si parla così nelle canzoni? Le canzoni sono anche specchio del quotidiano, questo è il quotidiano, quindi noi nelle canzoni ci mettiamo quello che ascoltiamo tutti i giorni sperando che i coetanei lo ascoltino. E ormai in televisione, soprattutto se sei di Milano, dici ma bella, spacca, sì, sembra che sei sacro. E quindi e poi tra l'altro era divertente perché siccome mia madre era di Milano, cioè, ti prego Tommaso, ti prego l'italiano. Dico, no mamma, a te dice ancora 3, mi si rompe i coglioni a me. Giusto. No, che lei poi, guarda, che poi i milanesi hanno una modalità sull'accento che è tutta loro, quindi lasciamo stare. Le michette dicono sempre, sì, ma cioè, i michette comunque a Milano si chiamano Rosetta comunque. E poi c'è 1, 2, 3.
Vabbè, poi la rubrica, lasciamo stare con la rubrica, che per me ogni volta che la dicono e pronunciano quella parola lì mi viene tipo littero, proprio una cosa che non riesco a concepire. No, ma io sempre, perché proprio per questo motivo ho un ottimo rapporto affettivo con Milano, poi negli anni chiaramente lavorando ci vado spesso, e devo dirvi che poi da quando non c'è più mia madre la sento anche molto più vicina a me come città rispetto a prima, e alla parte invece paterna, che era quella più romana. Però vi stavo raccontando questo per dirvi che questa idea della cosa del folk romano c'era già agli albori, soltanto che prima, non sapendo cantare, al massimo poteva essere la citazione o lo scratch. Poi invece, imparando a cantare meglio, ma soprattutto, non vi nego, io amando queste cose, perché è vero che la canzone napoletana storicamente è più famosa e ha lasciato il segno più profondamente di quella romana, ed è vero che quella romana ha una versione un po' facilona, un po' più ballabile e caciarona, però è anche vero che magari ha meno perle, ma ha delle chicche come Ponte Mollo, come Cento Campane, come Lella, che è molto più recente, che tra l'altro quest'anno fa 50 anni, di Edoardo De Angelis e Stelio Giccapalli, che sono dei capolavori assoluti, e sono quelle più scure, quindi tra l'altro molto più vicine a Suburra, e da lì l'idea di in qualche modo di non citarle perché non potrei, ma mettere qualcosa che un po', ecco, nei sapori potesse ricordare appunto quel mondo lì. E infatti poi anche Fiore dell'Infame, già nel titolo, è quella parte scura un po' da malavita romana, che ne so, dalle mantellate in giù, che secondo me come ci poteva stare come mondo. Ho provato a infilarlo su quella ritmica così più classica in 4/4 da rap, e ho visto che poi in realtà, per come avevo nel frattempo negli anni imparato a cantare, ci poteva stare, e quindi ho insistito molto, perché sai, magari facendolo ascoltare, certo c'è il rap, poi di colpo sta cosa è un po' forte, ho fatto beh, figo, allora innovazione, mettiamola. Quindi a volte, come ci insegna la vita e la storia, nei cicli e ricicli, a volte andando indietro si va anche avanti. Senti, Tommaso, ma senza la presunzione di aver creato un genere, si può dire comunque, dato che è un po' è abbastanza la prima volta che c'è, insomma, rap e etno romano più o meno si incontrano in questo modo, no? Così ampio, così. Ti senti un po' di essere un precursore di questo genere compositivo adesso? Ma guarda, io per onestà intellettuale vi dirò che questa idea di mescolare il rap al romano è un'idea nata nel 1994 da 3 baldi giovani, io, Simone e Massimiliano, insieme ad Ice One, e fondammo la taverna Ottavo Colle Roma, che era Piotta, Ice One e Colle del Fomento. Questa è l'idea nuda e cruda in versione rap. Il Colle l'ha portata avanti egregiamente in versione proprio hip hop pure al 100%. Io, come era nel mio carattere, nel mio stile, in maniera più giocosa, sperimentando, aprendomi altri generi musicali e facendo più commistioni, come appunto è il caso di Suburra. E Swan, altrettanto egregiamente da compositore, qual è, con capolavori come quelli che ben pensano per Frank Energy, o le cose che dicevo prima, insomma, o anche i lavori con Riccardo Senigalli, anche per esempio Lo Spietato come colonna sonora, molte parti ritmiche di batteria elettronica sono di Sebastiano dei Swan. Ritorniamo un po' al concetto del fatto perché cosa hai dovuto sacrificare per la scelta di voler pubblicare, ovviamente togliendo la pubblicazione digitale, il vinile, che è tornato molto di moda, c'è questa sorta di revival per fortuna, quindi un po' come hai deciso di scegliere alcuni pezzi piuttosto che altri? L'idea era questa: il digitale è oggettivamente, al di là di tutte le problematiche poi economiche, perché sviluppa veramente pochissimi spicci rispetto ai numeri che una persona non esperta va a vedere. Infatti, chiaramente a discapito delle tasche casualmente degli artisti e sicuramente meno di altre persone. Però la cosa bella è che puoi facilmente e velocemente caricare, uploadare canzoni in una quantità pressoché infinita, per cui puoi fare la colonna, tutte le sue bonus track, addirittura la colonna più anche tutte quelle sincronizzate, cosa che tra l'altro su disco non è detto che tu possa fare, invece nel digitale facendo una playlist puoi risolvere la situazione. E poi resta il fatto del famoso disco fisico, e siamo ancora lì, cioè al netto della cassetta c'è il CD e il vinile. Ora il CD, per comprovata esperienza mia personale, in macchina non si può quasi più ascoltare perché non c'è.
Nei nuovi computer, che sia Mac o PC, non c'è. E ti dici dov'è? Non si sa, nessuno sa dov'è. È facile a volte quando uno fa i live e i tour portarlo dietro, perché è uno spazio, insomma, come uno sponsor, casualmente pieno di CD, non ce n'è, è piccolo così, te lo porti comodamente, rispetto a invece questo ce l'ho al vinile di Subura, che è molto più grande. Però onestamente però è bello, però è bello, il vinile è molto più bello. I tour al momento, causa Covid, non si fanno, questa esigenza del CD non c'era, ho preferito levare qualcosina, ma comunque fare il vinile. Quel qualcosina è, per esempio, il tema strumentale di Fiore dell'Infame, che si sente nel teaser, che è molto bello e che nel CD, se mai lo faremo, vorrei comunque andare a rimettere, a reinserire in scaletta. Poi, per esempio, prima di arrivare a Scivola Via, che è il pezzo finale, ci sono un 3-4 minuti di musica, cioè parte con un synth singolo e poi si va a arricchire sempre più di orchestrazione. Quello sarebbe bello rimetterla e magari proprio in quell'ordine lì, perché l'ho messo in ordine di apparizione le canzoni, perché trovo che così abbiano più senso. E non ultimo, per esempio, Cuore Nero, che è una di quelle canzoni che piace più di tutte, c'è anche una versione che è la prima che facemmo, poi è stata un po' cambiata appunto parlando con la regia, col regista, che è più elettronica, era un po' più esasperata l'aspetto ritmico, anche i suoni dei synth, qualcosa anche poteva ricordare qualcosa di electro, di fine 80, invece abbiamo questa componente elettronica a favore invece di un inizio, soprattutto all'inizio, molto più orchestrale, con questa scena, siccome vabbè, senza spoilerare, però c'è subito la prima puntata una scena bella drammatica, allora invece aprire con l'orchestra e a voce sola, io che canto vecchio cuore nero come l'asfalto samurai, e poi a mano far crescere il brano un po' alla volta. Ok, perfetto. Beh, Senti, la voglia di vederla questa serie, per forza, come no, di sentirla, dai, diciamo di sentirla. Senti, io volevo chiedere a Tommaso una pre-domanda finale, perché me la chiama proprio, nel senso, prima l'ha appena accennato il discorso in sostanza delle piattaforme digitali, di quello che cos'è il digitale, di quello che ha creato in qualche modo il digitale la professione del musicista, no? Allora ha tracciato tutte le criticità del momento, ovvero le live non c'è, i dischi scaricati da Spotify, per fare un nome qualsiasi, danno delle percentuali irrisorie ai musicisti, quindi il lavoro del musicista come si riappropria della sua dignità in qualche modo? Come la vedi da questo punto di vista? Il futuro, ecco. Guarda, cioè, non so se c'è una unica soluzione, spesso non è così, ce ne sono molteplici e ognuno deve trovare quella più giusta per sé. Per come sono io fatto di carattere, quella che trovo giusta, insomma, adatta a me, diciamo, l'ho concepita anni fa in maniera, tra l'altro, quasi istintiva, perché non avevo ancora consapevolezza di tutti questi pezzi, di questi anche contratti, di queste regole che poi nel tempo ho conosciuto. Ed è stata banalmente questa qui. Cioè, a me cosa piace fare? La musica. Per fare la musica cosa serve? Uno studio musicale, magari una etichetta discografica? Perfetto. Cosa devo fare per essere libero di fare quello che voglio? Il mio studio musicale e la mia etichetta discografica. Ora non dico che tutti devono avere un'etichetta, perché è anche uno sbattimento differente, servono anche insomma delle capacità di conoscenza amministrative, legali, anche un budget iniziale. Però ho cercato di fare tesoro del mio primo budget che feci, cioè con il successo delle prime canzoni, e soprattutto di questa idea, ma da quando sono piccolo, che ho in famiglia, di avere la mia camera, il mio spazio, o banalmente, non so, fai il tassista, il tuo tassista, non lo so, cioè, sì. comunque il mezzo che consente a me, come essere umano, di farmi stare bene, per me esprimermi con le parole e con la musica, e di conseguenza lo studio musicale. L'etichetta un di più che è nato un po' dopo, però comunque rientra sempre in quell'idea di indipendenza, così da poter fare anche musicalmente le scelte che poi ho fatto, perché non vi nego che nell'avere la mia etichetta c'è anche un discorso, sempre con grande rispetto per chi mi ha prodotto, perché mi sono trovato sempre bene, però di avere una visione spesso più lunga delle cose, vivendole sulla mia pelle,
magari di un produttore. Io mi ricordo che all'inizio il rap in Italia era vissuto un po' come la disco music, quindi uno fa una hit e poi muore, perché la dance era così. Cioè il produttore è sempre lo stesso, cambia nome, il cantante o la cantante è la turnista è sempre lei, il corpo cambia, tipo fotomodello, no? Cioè era un bel corpo maschile o femminile, una voce che ogni volta non appariva mai, e poi qualche produttore che cambiava nome. Io invece spiegavo ai produttori del primo rap italiano che il rap italiano non sarebbe andato così, ma si sarebbe legato molto di più invece a quel discorso dei cantautori, perché usando noi tanto parole, all'inizio magari a 20 anni le usi da ventenne, poi crescendo racconti anche quello che è non solo la società, ma anche il tuo evolverti. E quindi in quanto tale, lasciando così tante parole, per quanto semini poco, qualcosa semini, per di più devo dirti che insomma il testo è sempre stato molto seminato all'inizio, magari un po' per singole canzoni, no? Frankie, Fight the Fight, poi Libri di Sangue, poi Potere alla Parola, poi Quelli che ben pensano. Però comunque ognuno, che fosse una canzone, un album intero, qualcosa lasciava. Negli anni si è arrivati al fatto che magari un album intero, come è successo poi nel rock, non più il singolo, ma un intero album, un intero gruppo con il suo sound in quel momento, può scrivere insomma un pezzo di storia comunque della musica italiana. Marco, scusa, poiché hai fatto una domanda molto interessante, e questa puntata la vedranno molti giovani, perché verrà annunciata che c'è Piotta ospite, quindi i giovanissimi rispetto al normale pubblico. Renato, sempre questi tempi giovanissimi che... sarà sarai sempre giovane, Tommaso. Quello che ci tenevo a dire, ecco, è il suggerimento che tu hai chiesto, cosa fare oggi i giovani. Ecco, sia Tommaso che io ovviamente operiamo, e anche in maniera abbastanza estrema, all'interno anche di Nuovo Imaie, che cerca di aiutare, di fare e di incoraggiare e di un po' istruire i giovani musicisti, e anche quelli di una certa età, a come muoversi soprattutto nelle difficoltà. Ma a parte questo, ci sono anche delle organizzazioni che si stanno muovendo, anche chiedendo direttamente a ministeri, a luoghi insomma dove è possibile dare una mano, che si chiamano Stage, MEI, insomma persone che, con le quali collaboriamo anche noi, che si prendono a cura il futuro della musica del futuro. E quindi guarda, no, hai ricordato Nuove Imaie, voglio ricordare un'informazione di servizio, perché proprio oggi mi è arrivata un'email di questo tipo, di questo che voi ovviamente sapete, è questo fondo di sostegno proietti d'Orazio, no? Che siccome Nuove Imaie è stato molto vicino ai musicisti, agli artisti in generale durante il lockdown, molto più vicino di altre società, e ho detto, e chi mi vuol capire mi capisce, e quindi è giusto anche fare sapere queste iniziative importanti. Allora io chiuderei con la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti, anche perché abbiamo qui Renato di Classic Rock, e cioè, legati al programma appunto Classic Rock di Renato Marengo, chiediamo sempre: ci dici una tua movie song, ovvero una canzone legata al cinema, o se vuoi anche le serie televisive, non tua, che ti è rimasta particolarmente dentro? Ma se posso rispondervi con un'intera colonna sonora, quella dei Blues Brothers, perché secondo me dove caschi bene lì, quindi anche dei motivi per cui faccio musica. Ringrazio ancora mio padre quando mi ci portò da piccolo, perché chiaramente non conoscevo James Brown e nemmeno Rita Franklin o Cab Calloway, però praticamente, vedendo quel film mi sono innamorato di due cose: il cinema e la musica assieme. Ho capito quanto insieme potessero spaccare. Bravo. E per di più è omnicomprensiva, perché si va dal balletto al momento più musical, al momento proprio del live vero e proprio, alla dimensione del tour con i pullman, è pazzesco. Sì. Bravo Marco, abbiamo un bel brano da proporre. Ma ci facciamo tutto il mese proprio con Blues Brothers, per forza. Okay. Ringraziamo allora Tommaso per questa bellissima intervista che ci ha rilasciato, forza su Burra. Ti aspettiamo al varco su una colonna sonora per un lungometraggio.
a questo punto. Proprio Va totale. bene. Va Grazie. bene? Accetto lo sfida. Grazie. Magari. A presto, Bella, ciao. chiudiamo Dai. con Bella. Infatti. Bella, Tommaso. Bella. Ciao. Ciao.